Al via la seconda sessione delle giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza post-acuzie, dalla medicina delle patologie alla sfida della complessità del paziente. Il primo appuntamento si è svolto il 20 e 21 settembre scorso, la seconda sessione si terrà il 25 e il 26 ottobre presso la sala conferenze dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Venerdì 25 ottobre si parlerà di attualità cliniche e terapeutiche in tema di patologie cardiometaboliche. Inizierà il convegno alle ore 15:30, mentre sabato 26 ottobre si discuterà su attualità cliniche e terapeutiche in tema di pneumologia e di geriatria. Siamo alla quinta edizione, la seconda sessione e la sessione conclusiva si svolgerà nella giornata di venerdì 25 nel pomeriggio e di 26 mattina. Gli argomenti trattati questa volta sono argomenti del giorno 25, parleremo di patologie cardiometaboliche, si parlerà di trombosi, si parlerà di tutte quelle che sono le terapie per poter ridurre il rischio trombotico nel paziente ricoverato, soprattutto questi pazienti fragili, complessi, che sono ricoverati presso i nostri reparti. Poi parleremo ancora di ipercolesterolemie, ci sarà il professore Averna, il quale è un esperto nazionale di metabolismo, soprattutto ipercolesterolemia e ipertrigliceridemie. Parleremo anche di rischio cardiometabolico col professore Verga e poi un argomento importante svolto dalla dottoressa Runfola, che è una nostra fisiatra che lavora presso il nostro dipartimento, ci parlerà della disfagia e la malnutrizione. Purtroppo oggi la malnutrizione, soprattutto nei reparti dove il paziente viene ricoverato per un periodo abbastanza lungo, quale i nostri reparti di lungodegenza, è diventata una patologia estremamente importante ed è gli indici nutrizionali vengono tenuti in alta considerazione da tutti noi medici che lavoriamo in questi reparti. Il sabato invece parleremo di respiratorio, si parlerà di asma bronchiale, di BPCO, si parlerà soprattutto di farmaci oggi in utilizzo per la BPCO e dei farmaci che verranno immessi in commercio negli anni successivi, a breve negli anni successivi. Quindi diciamo che con questi argomenti noi chiuderemo la quinta edizione, avendo avuto notevole partecipazione da parte dei medici, ma come poi ne parlerà anche il nostro TPO, c'è un convegno parallelo per tutto il personale del comparto dove parleranno delle patologie diabetologiche inerenti al personale infermieristico, fisioterapisti, eccetera, eccetera. Questo convegno si svolgerà nella giornata di sabato dalle 9 alle 14. Questo appuntamento io direi che ormai è diventato fondamentale ed è ormai una colonna per il nostro presidio. Grazie al dottore Cacciatore è la quinta edizione ed ogni anno abbiamo sempre più presenze. Quindi tutto il comparto è invitato a questi corsi di aggiornamento che ci dicono, ma siamo sicuri che sono molto interessanti e di anno in anno diventano sempre più preziosi.